Antonio Fortunato era l'ufficiale più alto in grado, aveva 35 anni. Eccolo, lo vediamo in questa foto ed era l'ufficiale che comandava la pattuglia che ha subito l'attentato. Il feretro di Antonio Fortunato portato a spalla dai commilitoni. Quel giovedì 16 settembre sulla strada che porta dall'aeroporto di Kabul al centro della città. L'attentato poco dopo le 9 del mattino, ora di Kabul. C'è tanta gente fuori, vero Elisa, che è venuta con le bandiere tricolori a rendere omaggio ai militari caduti? C'è tanta gente, ci sono tantissime bandiere tricolori che sono state distribuite dal Comune di Roma gratuitamente. Molti l'hanno messa sulle finestre, sui balconi, lungo il percorso. Arrivando qui stamattina ne abbiamo viste parecchie. Altre sono state sistemate sulle balconate. Questo è il piazzale San Paolo davanti alla Basilica. Prima pioveva, voglio dirvi che adesso finalmente c'è un attimo di tregua, ma comunque ci sono degli scrosci di pioggia saltuari e questo non ha comunque frenato la voglia di tante persone di stare qui. Quella che vedete è la colossale statua di San Paolo. Questa è la basilica dedicata all'Apostolo Paolo, c'è anche la tomba dell'Apostolo Paolo, questo vuole la tradizione cristiana. Si trova la colossale statua di San Paolo che vedete all'interno di questo grande portico con le sue 150 colonne. Da qui passerà il corteo funebre che si sta formando all'esterno. Ed è stato il cardinale Francesco Monterisi, arciprete della Basilica di San Paolo fuori le mura, ad accogliere le alte cariche dello Stato qui all'interno della chiesa. C'è stato un saluto molto affettuoso da parte di tutte a partire dal Presidente della Repubblica Napolitano, Presidente del Consiglio Berlusconi, Presidente delle Camere, ai familiari delle vittime. Sono qui tutti, ci sono la moglie, il figlio di 7 anni di Antonio Fortunato, i genitori, il fratello, la sorella. Ci sono la moglie, il figlio di 2 anni, la madre, il fratello e la sorella del sergente maggiore capo Roberto Valente. C'è la moglie, i genitori, i suoceri, il fratello e la sorella del caporal maggiore Massimiliano Randino. Ci sono i genitori e i fratelli del caporal maggiore Davide Ricchiuto. Ci sono i genitori e la fidanzata e il fratello del caporal maggiore Matteo Mureddu. Ci sono i genitori e la fidanzata del caporal maggiore Gian Domenico Pistonami. Il primo feretro è quello del capitano Antonio Fortunato, dietro di lui un cuscino rosso di velluto, lo vedete, adagiato sopra il basco amaranto con le decorazioni, cioè con le medaglie delle missioni che il capitano Fortunato aveva fatto, e la sciabola vedremo soltanto sul cuscino del capitano Fortunato, l'unico ufficiale. Il picchetto d'onore, accanto a me ci sono il maggiore Andrea Vicari e il capitano Valeria Gianandré che ci aiuteranno a commentare questa cerimonia funebre. Capitano Gianandré, il picchetto d'onore che vediamo. Il picchetto d'onore è composto da una rappresentanza di tutte e 4 le forze armate e della Guardia di Finanza. Come potete vedere, i rappresentanti dell'esercito sono una componente della Brigata Paracadutisti Folgore. La brigata è attualmente impegnata, come ben sappiamo, in Afghanistan e questi sono gli uomini del 187° reggimento. Tutta la brigata dei paracadutisti in questo momento si trova in Afghanistan? Sì, nel momento in cui c'è uno spostamento di una brigata, tutti i reggimenti che ne fanno parte escono con la brigata e in patria rimane solo una piccola componente dei vari reggimenti. Adesso si sono allineate lungo una fila i 6 feretri. Dopo quello del capitano Fortunato c'è la bara del sergente maggiore capo Roberto Valente, aveva 37 anni ed era arrivato a Kabul la stessa mattina dell'attentato. Era appena arrivato in aeroporto e stava percorrendo quella strada sulla quale poi l'attentato. Sì, un lungo applauso ha salutato e sentite adesso il grido folgore che contraddistingue la brigata di paracadutisti, che sono un vanto delle nostre forze armate. Un lungo applauso sta salutando il formarsi del corteo funebre, lo stesso applauso che si era levato anche ieri all'aeroporto militare di Ciampino quando le salme erano arrivate da Kabul accolte dal capo dello Stato.
il Maggiore Vicari è un paracadutista. Maggiore, folgore, folgore e l'urlo. Sì, è il grido che c'è. Ecco, sono le 11:01, anche noi abbiamo osservato come è stato fatto in tutti gli uffici pubblici, nelle scuole, anche alla Camera dei Deputati, il minuto di silenzio proprio in segno di lutto e di rispetto nei confronti dei 6 militari della Folgore di cui stanno per cominciare i funerali ufficiali di Stato nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma. Io ringrazio il generale Carlo Cabigiosu che ha fatto le missioni ed è militare, e tutto quello che si può provare, ecco, in questi periodi che loro sono lontani, quindi è una preoccupazione enorme, sempre con le palpitazioni. Afghanistan, missione sotto l'egida della NATO. Elisa. L'ultimo feretro è quello del caporal maggiore scelto Giandomenico Pistonami. Aveva 28 anni, era nato ad Orvieto ma risiedeva a Lubrano nel Viterbese. Era fidanzato e sperava di sposarsi, anzi con la sua fidanzata, con questo nome esotico un po' strano, Zeuga, avevano progettato il matrimonio, magari proprio al ritorno da questa missione. Giandomenico Pistonami stava alla ralla, come si dice, cioè stava alla torretta. Il posto più pericoloso, il posto più esposto è quello dal quale si ha maggiore visibilità e anche maggiore responsabilità, forse maggiore Vicari. Sì, in effetti la posizione, essendo dominante, essendo esterna, è quello che si accorge per primo se sta succedendo qualcosa intorno. Quindi è determinante.
l'ingresso in Basilica. Sì, abbiamo visto la mamma di Roberto Valente, aveva voluto commentare subito dopo la notizia, la morte del figlio, ha detto sono orgogliosa di mio figlio, mi aveva detto prima di salutarmi 2 giorni prima, perché lo ricordava Elisa Ansaldo, era appena arrivata in Afghanistan, aveva detto vecchiarella stai su, aspettami che ritorno, dicendo alla madre. Ma sentiamo l'applauso che si leva qui dalla Basilica di San Paolo. Maggiore Vicari, i paracadutisti sono uomini duri, siete uomini duri. Guardarvi così con gli occhi lucidi che portate a spalla le bare dei vostri compagni. In realtà siamo persone normali, guidate dalla passione per quello che facciamo, e il fatto che gli occhi siano lucidi è parte di questo essere paracadutisti. L'inchino del Capo dello Stato al passaggio delle salme che vengono posizionate davanti all'altare all'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura. La cerimonia funebre sarà celebrata da Monsignor Vincenzo Pelvi, che è l'ordinario militare per l'Italia. Con noi c'è Don Pierluigi Plata, che è il cappellano militare, ci aiuterà a commentare questa liturgia e la scelta delle letture. Già un primo inizio della liturgia veramente cristiana è stato quando Don Salvatore è andato all'ingresso della Basilica ad accogliere le salme, e questo ricorda quando da bambini sono stati portati per la prima volta dai genitori in chiesa per essere battezzati. Anche lì il sacerdote che amministrava il battesimo, come rito di introduzione, accoglie ed ha accolto allora questi nella casa di Dio, la Chiesa. Adesso sono riaccolti ancora una volta dal sacerdote per essere poi consegnati invece nelle mani di Dio e entrare definitivamente in un'altra casa, la casa del paradiso. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ieri aveva accolto a Ciampino le salme dei nostri militari uccisi. Salme in primo piano di Pistonami, poi Randino, poi Fortunato, poi Valente, poi Mureddu e poi Ricchiuto. Sui tantissimi fiori portati prima nella caserma di Siena, dove erano di stanza, poi al cielo ieri durante la Camera Ardente, e poi anche qui nella Basilica di San Paolo è la parola eroi che ricorre più frequentemente. Eroi ed angeli. Feriti, Filippo. I feriti dell'attentato di Kabul sono 4, stanno bene. Ieri li abbiamo visti ricoverati all'ospedale del Celio. Oggi sono qui. Prima vedevamo Ferdinando Buono con la mano fasciata, una leggera ferita. Sono qui perché sono voluti essere qui. Stanno bene, ovviamente hanno superato lo stress fisico dell'esplosione, così ci ha spiegato il medico che li ha in cura, ma non quello psichico, e dunque chi voleva avrebbe potuto partecipare. L'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura. È stato un abbraccio molto commosso quello che le più alte cariche dello Stato hanno voluto riservare ai parenti dei nostri militari, per ognuno un momento di riflessione, una parola di conforto, di vicinanza. E con grande discrezione tutto questo è avvenuto. Adesso vediamo il papà di Mureddu che si è spostato per andare vicino al figlio, adesso poi è tornato al suo posto, ed è il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, dietro il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dietro vedete il Ministro Bossi, il Ministro Calderoli, si scorge Pier Ferdinando Casini, il Presidente della Corte Costituzionale Francesco Amirante, dietro il Ministro Brambilla. Il governo è quasi completamente qui rappresentato oggi da tutti i ministri.
Le fotografie dei 6 militari sono state sulle bare avvolte nel tricolore. In questo stesso posto, in questa stessa basilica, eravamo stati 6 anni fa a celebrare la morte dei 19 caduti di Nassiriya. Quella di oggi è la terza giornata di lutto nazionale nel 2009. Le altre due furono decretate per ricordare le vittime del terremoto in Abruzzo e poi per ricordare le vittime della tragedia di Viareggio. Vede Davide Ricchiuto nella foto che posta sopra la sua bara. Il ministro della difesa La Russa, il sottosegretario Crosetto, le autorità militari, il generale Camporini, il generale Valotto, l'onorevole Parisi e l'onorevole Martino, già ministri della difesa. Ed ecco i familiari delle vittime, vedete. Familiari di Pistonami. Questa è la fotografia del sergente maggiore capo Roberto Valente. Quante medaglie, quante decorazioni, quante missioni, Maggiore Vicari. Ognuno di voi è stato in Kosovo, in Libano, in Iraq, nei Balcani, insomma sono tantissime le missioni che fate. Sì. Come un attentato di questo tipo, come incide sul vostro umore, sul vostro atteggiamento verso il vostro lavoro e la vostra professionalità? Di sicuro incide, perché affermare il contrario sarebbe assurdo. Però poi prende il sopravvento la voglia di fare, la determinazione di conseguire comunque l'obiettivo e di andare avanti. Forse è un meccanismo di difesa per poter continuare davanti a questi attacchi. Anche lei, Maggiore, ha 2 bambini e anche lei ha fatto un po' tutte le missioni italiane internazionali. Diciamo di sì. Tutte, tranne la Bosnia, tutte le altre. Come si fa? Si telefona a casa più volte possibile, si dicono delle parole, si dicono a volte anche delle bugie, delle piccole bugie buone. Va tutto bene, non preoccuparti? No, bugie no, perché siamo adulti. Però chiaramente si vive indirettamente la tensione dei familiari in patria e quindi sicuramente si sdrammatizza, ci si rifà un po' alla routine, se di routine si può parlare. Ecco la processione religiosa, hanno fatto il loro ingresso i celebranti. Sono tutti cappellani militari, vero Don Pierluigi? Sì, sono la maggior parte cappellani militari in servizio su Roma e alcuni sono rientrati dalla missione, come prima abbiamo visto Don Salvatore, per partecipare proprio a questo rito delle esequie. Ci sono i vari vicari episcopali, c'è il vicario generale dell'ordinariato militare per l'Italia e ci sono anche gli ispettori che controllano sempre il buon andamento di noi cappellani all'interno della caserma dove siamo in servizio. Ecco Monsignor Pelvi, che è l'ordinario militare per l'Italia, presiederà la cerimonia religiosa. Don Luigi, cosa significa essere cappellano militare in una situazione così, in una caserma che vive lutti così strazianti, così inspiegabili, così frutto di rabbia, Don Luigi? Significa proprio mettersi anche se stessi alla prova in quanto sacerdoti, per essere a fianco in tutti i giorni in queste situazioni, perché il pericolo nell'ambiente militare è sempre in agguato e allora non è solo un servizio in questi momenti, ma un servizio che parte dalla vicinanza di ogni giorno. Non a caso noi cappellani militari residiamo, cioè abbiamo proprio una stanza per vivere giorno e notte, sabato e domenica all'interno delle caserme a fianco e così sostenere le scelte, il lavoro, le famiglie anche, le famiglie dei nostri militari, di tutte le forze armate.
Con la corona del Presidente della Repubblica, vi dicevo, tra le autorità presenti il governo al completo, con il Ministro degli Esteri Frattini, il Ministro dell'Interno Maroni, il Ministro della Giustizia Alfano, il Ministro dell'Economia Tremonti, i Ministri Matteoli, Scajola, Sacconi, Ronchi, Meloni, Fitto. Nessuno ha voluto mancare a questo appuntamento. Prima avevamo citato Calderoli e Bossi, che avete rivisto, e con la mamma di Roberto Valente, raccolta in preghiera. Capitano Gianandrea, a proposito del sostegno alle famiglie di cui parlava Don Luigi, a proposito di questa donna anziana che vediamo spesso in questi giorni, la stiamo rivedendo tante volte, qual è il sostegno che voi date? L'esercito, diciamo, dal 2002 circa si è dotato di un nucleo di supporto psicologico proprio nell'ottica delle nuove attività che hanno coinvolto la Forza Armata e quindi da un impegno sempre più alto all'estero durante le missioni. È stato creato questo nucleo psicologico composto appunto da personale psicologo altamente specializzato che ha il compito di seguire i familiari dei caduti e non solo, ma anche i feriti sia in patria che all'estero, per cercare di accompagnarli a ritrovare il normale standard di vita. Avete visto tra i banchi delle autorità anche molti rappresentanti dell'opposizione, abbiamo visto l'ex Presidente del Senato Marini, l'onorevole D'Alema, c'è l'onorevole Bersani, l'onorevole Di Pietro, ci sono oltre tanti altri parlamentari ovviamente, l'onorevole Cicchitto, Gasparri, l'onorevole Fassino, l'onorevole Zanda. Vediamo veramente tutte le istituzioni in tutte le loro diverse articolazioni sono presenti. Vedete il vicepresidente della Commissione europea Tajani, l'onorevole Franceschini, Rutelli, presidente del Comitato per i Servizi Segreti. Vi ricordo che ci sono 4 inchieste aperte sull'attentato di Kabul, una da parte della Procura di Roma, un'altra parte del Ministero della Difesa, poi una della NATO, anche degli organismi internazionali. Dovrebbe essere presente ai funerali anche il presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, Nur Dakan. Era una presenza, la sua, annunciata ieri, concordata con le autorità. Ha spiegato Dakan che sarebbe voluto essere qua, crediamo che sia qui. Io non sono riuscita a vederlo personalmente, lo hai visto? Sì. Bene, per portare, così ha detto, la solidarietà dei musulmani ai militari caduti a Kabul. Ed ora adesso ascoltiamo le parole del Monsignor Pelvi, ordinario militare per l'Italia, e ha inizio la cerimonia religiosa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio Padre nostro, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Durante la cerimonia sarà letta anche una lettera che Papa Benedetto XVI ha voluto inviare proprio in questa occasione. Aveva ricordato già domenica nel corso dell'Angelus i militari caduti, e oggi sarà letto un messaggio al Santo Padre. Vediamo il sacerdote che si sta avviando verso l'ambone. Do lettura del telegramma inviato dal Santo Padre Benedetto XVI a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo ordinario militare per l'Italia.